La buona notizia c'è. Il Ministero ha sbloccato gli 80 milioni di euro necessari per la costruzione di un nuovo acquedotto. Un lavoro certosino, quello della Regione Veneto, che oggi insieme a Tre Mamme, il simbolo di questa lotta dura e costante, ha incontrato i tecnici del Ministro Galletti in un tavolo tecnico-politico richiesto da mesi. Michela, Ivana, Nike, Tre Madri, insieme all'assessore Bottaccini e all'avvocato Edoardo Bortolotto, hanno portato a casa l'ennesima vittoria, strappando a Roma anche l'intenzione di nominare entro un mese un commissario. Ci hanno garantito che i soldi sono stati sbloccati per avere gli 80 milioni di euro per le fonti pulite. Inoltre entro un mese verrà commissariato il discorso, la problematica sul FAS. Verrà dichiarato il disastro ambientale. Verrà dichiarato il disastro ambientale e questo potrà dare velocità a tutto quanto l'iter per avere al più presto le fonti pulite. La dichiarazione dello stato di emergenza finalmente arriva, quella tanto invocata dalla Regione che permette lo sblocco dei fondi e la nomina di una figura chiave come quella del commissario. Per il Ministero al tavolo c'era il sottosegretario all'ambiente e il direttore di gabinetto, per la Regione i direttori di ARPAV Veneto e Veneto Acque, oltre all'assessore Bottaccin. In 13 oggi hanno preso le misure che saranno decisive per i prossimi mesi. Ringraziamo tutti quanti per il lavoro che hanno fatto. E a questo punto potrebbe anche essere annullata la manifestazione convocata proprio oggi dal Movimento 5 Stelle per sabato davanti ai cancelli della Miteni per invocare l'inizio al più presto di una bonifica dei terreni, un processo che di fatto è già in atto con la caratterizzazione del terreno prima e il protocollo già chiuso con il comune di Trissino. E allora, se la battaglia, quella per la salute del cittadino, è davvero una battaglia di tutti, non deve diventare ora terreno di scontro politico.